Ragazzi, fatevi un giro sulla giostra, una alla volta. Prima sale il Parma che ne piglia due, così bella che ti fa uscire pazz. Da Osimhen a Lozano, a Insigne, a Zelischi che non c'è. Ma guarda, lampeggia come lampeggia. Poi c'è salito anche il Genoa che ne ha presi 6. 6. Ma non finisce qui. Sì, poi si ferma la giostra, si ferma un attimo perché a posto della giostra vediamo il tavolino, eccolo il tavolino, vedi? Perché la Juventus vince a tavolino, allora andiamo un attimo sul tavolino. Solo così il Napoli si poteva fermare. Poi ricontinuiamo a girare con questa giostra, continua a girare perché il Napoli continua a girare, continua a salire sulla giostra. E questo giro ci sale l'Atalanta che ne prende addirittura 4, quando invece, amici, c'è gente che dice questo Napoli è facile vincere con il Genoa che ha il Covid, 11 giocatori positivi in campo e allora vinci 6-0. Ma oggi cosa dite oggi? Che ha giocato con l'Atalanta, che positivi non ce n'erano, eppure abbiamo dato 4 palloni all'Atalanta dimostrando la nostra forza, la nostra superiorità, perché oggi è stato evidente, il Napoli è stato superiore, ha meritato il risultato, ha messo sotto l'Atalanta in 40 minuti, ragazzi. Ma ciao a tutti amici da Napoli e l'87, fatevi il giro sulla giostra, salite giù sulla giostra. Questo è il Napoli, questo è calcio spettacolo, ragazzi, mamma mia, che spettacolo il Napoli. In 40 minuti annienta l'Atalanta, in 40 minuti, ragazzi. E chi se l'aspettava? Nemmeno io che il Napoli andasse a vincere sull'Atalanta per 4-0 in un primo tempo. In 45 minuti abbiamo devastato, annientato l'Atalanta, la Dea, che è una delle squadre che gioca attualmente il miglior calcio in Serie A. E oggi l'abbiamo data lezione di calcio. Mi dispiace per l'Atalantini, che ho tanti che mi seguono, però oggi sono contento, sono strafelice per il mio Napoli che ha meritato i risultati, ha fatto vedere quanto è forte. Ma i meriti vanno tanto a Gattuso per aver cambiato il modulo, per aver dato un'identità a questa squadra. Un giocatore come Bakayoko, con fisicità avanti alla mediana, che dà sostanza, dà equilibrio alla squadra. Giocatori poi fortissimi in avanti come Lozano o lo stesso Osimhen, Politano, nonostante la mancanza di Insigne, giocatori che quando ti colpiscono in velocità ti fanno male. E oggi l'abbiamo visto, Lozano ritrovato, un Lozano sembra quello del PSV Eindhoven, che oggi fa una doppietta. Il primo gol si fa trovare lì, ma il secondo che gol ti fa? È un gol alla Lozano, un gol alla Ciuchi. Mamma mia, so pazzo, Ciuchi, so pazzo. Poi Osimhen si fa un grande gol anche Osimhen, anche se lì le colpe vanno anche un po' a Sportiello perché è stato preso un po' per contrattempo, c'è stato preso di sorpresa Sportiello e Osimhen l'ha beffato, ma bravo Osimhen a provarci. Grande gol di Politano, mamma mia che gol di Politano, come ha tirato, mamma mia. L'Atalanta non ci ha capito niente, ragazzi, in questo primo tempo. Il Napoli ha strameritato il risultato, ha dato lezione di calcio all'Atalanta, nonostante all'inizio partita sembrava potesse metterci in pericolo, in difficoltà con il tiro di Gomez, qualche altra occasione. Però poi è solo Napoli, si è visto un primo tempo dove è stata, cioè la superiorità del Napoli è stata evidente. Nel secondo tempo il Napoli invece, avendo un 4-0 in mano, si è un po' rilassata, no? E ha fatto giocare un po' di più l'Atalanta, che l'Atalanta alla fine poi trova il gol della bandiera con l'Hammers, bel gol, un altro giocatore di qualità che acquista l'Atalanta. L'Atalanta non sbaglia mai acquisti nonostante li paga una cifra, cioè giusta, no? Non va mai a spendere tanti soldi e fa degli acquisti mirati, molto bene l'Atalanta su questo. Comunque niente, voglio, sono strafelice, su Napoli è forte, voglio, questo Napoli è forte. Vi ho detto, 3 partite ragazzi, 3 partite, sentitemi, 2-0 a Parma, 6-0 con il Genoa e 4-1 con l'Atalanta. Vedete che in 3 partite abbiamo fatto la bellezza di 12 gol, ragazzi, 12 gol e abbiamo subito solo un gol dall'Atalanta, solo un gol dall'Atalanta in 3 partite, ragazzi. Questo è un fattore importantissimo perché questo vuol dire che la difesa del Napoli
è molto attenta, molto positivo, cioè Koulibaly e Manolas hanno trovato la giusta intesa che prima non c'era, vi ricordate all'inizio dell'anno scorso? Era disastro Koulibaly e Manolas. Ora hanno trovato il giusto equilibrio fra di loro e è diventata quella difesa che tutti a inizio di anno scorso ci aspettavamo, no? Dicevamo il muro difensivo, questa è la difesa più forte del campionato e in questo momento possiamo dire che lo è. Ragazzi, lo è, perché Koulibaly e Manolas difficilmente si fanno saltare. Oggi è arrivato il gol per distrazione, appunto, e perché il Napoli, avendo un risultato largo di 4-0, è normale che poi concedesse qualcosa alla squadra avversaria. L'Atalanta, mi aspettavo molto di più dall'Atalanta. Bene per noi che l'Atalanta, cioè i meriti vanno a noi perché noi l'abbiamo annientata l'Atalanta, nonostante poi è vero, è partito Ilicic, tanti giocatori, qualcuno dalla panchina che forse non mi sarei aspettato, però comunque i meriti vanno a noi. Però mi aspettavo però comunque ci sta, ogni partita è a sé e ci sta che l'Atalanta una partita la perda così con un risultato di un 4-1, ma questo non toglie niente all'Atalanta che secondo me farà un grande campionato e secondo me sarà sempre lì a lottarsi qualche posizione importante a fine campionato. Non è che una partita cambia il percorso dell'Atalanta. Riguardo il Napoli, io sono fiducioso, quest'anno faremo una grande annata. Con l'innesto di Bakayoko abbiamo preso tanta qualità a centrocampo perché si allunga la rosa a livello di centrocampisti, come era bene già in attacco, anche se mancava l'esterno, ma Lozano in piena fiducia, io l'avevo detto che Lozano, diamogli fiducia, che quest'anno magari ci darà soddisfazione e così è stato, almeno finora. Speriamo che lo sia fino a fine campionato. E niente, si goda assai. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, ma soprattutto venite sotto il video e iscrivetevi al canale. Nata volta, lo dico. Sì, lo dico un'altra volta. Iscrivetevi al canale, dai, che voglio arrivare a 2000 iscritti, dai, fate bravi. E con questo, buona serata a tutti, amici. Da Napoli 87, forza Napoli, salite sulla giostra, no sul tavolino, sulla giostra.